avrà avuto i suoi motivi, saprà quel che fa il sindaco, spero. Quindi se l'ha fatto vuol dire che era cosciente di quel che faceva. Se voleva fare una provocazione, ok, sarà il sindaco a decidere, sarà lui che decide in prima persona, insomma, di quello che fa. Le istituzioni hanno deciso di dargli diciamo, la cittadinanza, probabilmente. No, la cittadinanza, l'iscrizione all'anagrafe. L'iscrizione all'anagrafe. Sì, probabilmente hanno fatto bene, se lo ritengono tale. Non so cosa ne pensa il governo. Il governo ha già detto che non va bene. Allora sono d'accordo con il governo. Guardare un po' quello che il governo aveva un po' indicato, giusto per avere un po' di coerenza in questo periodo. Secondo me ha fatto bene, se ha scelto lui questa cosa evidentemente avrà valutato, non credo che l'abbia fatto così per partito preso. No? No, ha chiesto un parere legale, dice che comunque anche per la sicurezza della città c'è di fatto che il governo però non è d'accordo. Ma il governo non è d'accordo su parecchie cose, francamente non sono neanche io d'accordo con questo governo, quindi se il sindaco ha fatto questo, bravo Giordani. Sono voti per chi per la sinistra ha bisogno di tirare su qualcosa e dare un voto a chi non ha i diritti. Questo è il mio punto di vista. Uno entra chiedendo permesso, se ha il permesso di entrare, ben venga. Se è un rifugiato, ben venga. E per il resto ognuno deve trovare la propria strada. Fatto bene. Perché? Perché bisogna essere umani e aiutare anche gli altri per il futuro, per il prossimo. Il governo non è d'accordo però. Il governo è un'altra cosa e qua governiamo qua, deve governare quelli che governano qua, il sindaco governa la città. Fatto bene, perché così in questo modo diciamo, si garantisce una certezza a livello diciamo, di quello che è il paese, a mio parere. Il governo però non è d'accordo con il sindaco. Lo so, però adesso diciamo che sindaco e governo non sono molto d'accordo perché le opinioni politiche sono un po' diverse, però a mio parere ha fatto bene. Opportunità a tutti va data, poi entrando nel merito delle situazioni si vedrà se merita o meno di continuare a stare qui. Secondo me la scelta più concreta da fare è quella di fare delle scelte apolitiche e nel rispetto delle singole persone. Per me ha fatto bene. Io sono un ex terrone.